Grazie al padrone di casa, il professor Cernoia, grazie all'assessore e un saluto anche dall'Università degli Studi di Udine a nome del rettore e a nome del delegato del rettore alla sostenibilità, il professor Francesco Marangoni, che oggi non può essere qua. Perché delegato alla sostenibilità? Perché questo è un progetto dedicato alla sostenibilità non solo ambientale, nel senso che la sostenibilità, noi ci rinunciamo all'agenda ONU 2030, è un problema molto complesso che richiede tentativi di soluzione collettive, complesse, e richiede anche una partecipazione, diciamo, di ogni persona in qualsiasi modo possa dare un contributo. Importante è anche il messaggio e così lo stimolo ad agire verso i giovani, per cui ci preme molto anche arrivare alla capacità di attivare, diciamo, una coscienza personale, una cittadinanza attiva nei confronti dei ragazzi. Quindi i nostri appuntamenti su questo ambizioso progetto dedicato alla sostenibilità è molto ricco e l'incontro di oggi fa parte di un primo ciclo di incontri a cui ne seguiranno altri. Siamo felici di essere in questa sede così prestigiosa e così bella, che molti di noi hanno avuto modo di scoprire proprio in questo periodo, e così anche, diciamo, dedicata ad altri, così ricca di spunti e di così trasuda cultura, trasuda storia, e quindi siamo lieti di essere qua. Abbiamo la fortuna di avere due professori dell'Università degli Studi di Udine di alto profilo che ci parleranno appunto degli ecomusei, il professor Mauro Pascolini, che credo tutti voi conosciate, che è cividalese ed è noto a livello nazionale e internazionale, e il professor Andrea Guarano, entrambi docenti di geografia all'Università degli Studi di Udine. Non posso io stare qui a elencare le numerose attività di ricerca che entrambi seguono. Vorrei solo sottolinearne una in particolare, che è la fondazione, la creazione quindi la realizzazione di una struttura molto importante ad opera del professor Pascolini, un gruppo di ricerca sviluppato dal professor Guarani, che si chiama Cantiere Friuli, che è un crogiolo, diciamo, di idee, di scambi culturali finalizzato a individuare le problematiche e a tentare di dare soluzioni a livello interdisciplinare. Quindi questo è un grande vantaggio per l'Università degli Studi di Udine, ma per il territorio con cui l'Università ha stipulato un patto sin dalla sua fondazione, e quindi trovare delle soluzioni al fine di fornire poi ai decisori politici perché possano avere, diciamo, una traccia per agire al meglio, non solo secondo coscienza ma secondo scienza anche. Quindi il mio benvenuto ai professori e un benvenuto a tutti voi. Vi ringrazio e prego professor Pascolini, prego professor Guarani. Grazie. Il professor Pascolini lo conoscete perché io sono Guarani, conseguentemente, giusto? Perfetto, così la presentazione. Allora noi intanto ringraziamo l'università e la fondazione qui che ci ospitano. Quando per un domani sostenibile ci ha chiesto di poter inserirci in questo macro programma con diversi interventi, abbiamo pensato che uno dei temi potesse essere quello degli ecomusei. Ovviamente noi parleremo di ecomusei perché riteniamo che la pratica ecomuseale, se naturalmente risponde a quelli che sono gli aspetti ideali proprio anche dell'ecomuseo, risponde anche ai principi della sostenibilità. Per cui la nostra proposta è, partendo, a me il compito di chiarire che cos'è un ecomuseo, come funziona e quali sono gli ecomusei che abbiamo in regione, e poi al professor Pascolini invece un aspetto che guarda più in prospettiva, più progettuale, di proposta anche di possibili nuove realtà ecomuseali o comunque di nuove iniziative nell'ambito appunto della proposta ecomuseale. Allora, qualcosa sulle origini, nel senso che partiamo dalla museologia, dalla nuova museologia in Francia, siamo negli anni 70, e quando per la prima volta viene elaborato, viene proposto il termine di ecomuseo, dunque qualcosa che pur partendo dalla matrice museale
proponga qualcosa di nuovo, proponga il fatto che il territorio stesso, con tutti i suoi valori, diventi in qualche modo la collezione che normalmente noi troviamo in un museo, in un ambiente chiuso. I due esponenti principali sono De Varenne e Rivière, che in Francia, ma poi anche nel contesto europeo e anche nel contesto internazionale extraeuropeo, portano avanti, soprattutto all'interno ovviamente dell'Associazione Internazionale dei Musei, portano avanti questa nuova proposta, che è una proposta che va oltre anche i musei cosiddetti all'aperto, open air, che ad esempio già cominciavano a muoversi nel contesto del nord Europa. È un'idea diversa perché mette al centro il territorio e le sue valenze culturali, ambientali, sociali e mette al centro la comunità, gli abitanti soprattutto. Parallelamente, con più o meno quasi un decennio però dopo, si muove nel mondo anglosassone, dunque siamo in Inghilterra, e si muove questa associazione che si chiama Common Ground, che mette in campo una elaborazione di processi partecipativi a livello di piccole comunità, andando a creare quelle che vengono definite le parish map o le mappe di comunità, sostanzialmente, o mappe culturali, che non sono spesso vere e proprie mappe di tipo geografico, nel senso che non rispondono a criteri metrici come quelli geografici, e hanno il compito proprio di raccogliere il sentire delle persone, dunque quello che viene definito la percezione sociale, e trasferita anche in forme di rappresentazione che spesso sono forme anche artistiche, le più variegate da una località all'altra, delle località naturalmente del Regno Unito che partecipano a questo processo e a questa associazione. E dunque la mappa da un lato raccoglie una modalità anche di autorappresentazione della comunità stessa e poi diventa anche uno strumento che orienta anche la comunità stessa, perché io avevo portato un esempio insomma, di una parish map per farvi capire, perché accenno già alle parish map, sia per ricostruire un po' la storia e le due origini francesi da un lato, la musologia e poi questa esperienza britannica, perché entrambe poi vengono raccolte anche nel contesto italiano, nel contesto locale, e diventano un po' l'alfabeto anche dei nostri ecomusei, noi a livello nazionale e poi a livello friulano nella regione abbiamo 7 realtà ecomuseali. Allora, dicevamo prima, il museo, la comunità è fondamentale, il luogo, il territorio, e dunque che cosa si ricerca? Si va a ricercare l'identità del luogo attraverso una serie di processi di conoscenza, di inventario di quello che un contesto territoriale propone. L'idea è quella di andare a cercare l'identità di un luogo, che non è l'identità di genere individuale, ma spesso è un'identità collettiva, appunto, in cui si riconoscono le persone, gli abitanti, attraverso tutti dei processi anche di negoziazione, per capire quali sono gli aspetti magari in cui il riconoscimento è maggiore, altri che invece magari vengono riconosciuti da alcune generazioni e non dalle altre, perché ovviamente i giovani, gli anziani, gli stranieri, le donne eccetera si possono riconoscere anche in elementi diversi del territorio. Per cui quello che è importante è proprio il fatto l'intenzione è quella di favorire un processo di consapevolezza o di autoconsapevolezza. Spesso si parla di processo di conoscenza e di autoriconoscimento, però non allo stesso tempo. Non è solo io accresco le mie conoscenze, ma conosco e mi riconosco all'interno di questo territorio, capisco quali sono le radici, dunque rafforzo anche quello che possiamo definire quel senso di appartenenza che poi connettiamo al discorso di identità. E l'altro aspetto da considerare è lo sviluppo però locale, nel senso che non è fermo come un museo solo per raccogliere dei reperti da mostrare a dei visitatori, ma l'idea è che dopo un territorio ovviamente ha una sua evoluzione e dunque bisogna anche che l'ecomuseo si metta al servizio di uno sviluppo locale, dunque a vantaggio della comunità, per cui c'è anche questa lettura di prospettiva. Tutto sommato, in sintesi, vi leggo una delle definizioni che avevamo individuato. L'ecomuseo è un'iniziativa dietro cui sta un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura del territorio, per cui vedete che centrali sono il patto
tra la comunità e le istituzioni, perché spesso dietro gli ecomusei ci sono anche le istituzioni, vero? Soprattutto gli enti locali, però c'è un patto che non è un patto siglato, ma è un patto naturalmente tra le persone che si trovano e partecipano a questo processo. La comunità è centrale, ma l'obiettivo è quello di prendersi cura del proprio territorio e dei valori del proprio territorio. E conseguentemente, questo sarebbe stato bene avere uno schema, l'idea è: che cosa differenzia un museo da un ecomuseo? Allora, intanto in un museo noi normalmente quello che conta è la collezione, che sia di quadri, di reperti archeologici, di beni legati all'artigianato, di beni legati agli strumenti agricoli, eccetera. Pensiamo anche ai musei della vita contadina, eccetera. Però c'è la collezione, c'è un patrimonio di oggetti spesso o di opere d'arte o altro che vengono messe appunto a disposizione per il visitatore. Mentre nel caso dell'ecomuseo l'idea è che il patrimonio sia quello territoriale, che è fatto di beni materiali e immateriali, spesso di narrazioni, di esperienze di persone anche, non solo di oggetti, di beni fisici o di opere d'arte. Il museo si individua, si identifica, si confina in qualche modo anche spesso in un edificio o in più serie di edifici, ma comunque c'è l'immobile che contiene la collezione, mentre dall'altra parte lo spazio di riferimento è l'intero territorio. Normalmente sono territori, come vedremo poi nella nostra regione, abbastanza piccoli, in alcuni casi anche territori abbastanza vasti, cioè che mettono insieme una pluralità di comuni. Il pubblico di riferimento, il museo ha i visitatori, l'obiettivo è quello naturalmente di acquisire visitatori dall'esterno che vengono a visitare il museo. Dall'altra parte il pubblico di riferimento principale dovrebbe essere, perché non sempre poi succede, questo può essere una criticità degli ecomusei che nel corso del tempo magari dimenticano un po' questo aspetto, è la popolazione, è la comunità. Per cui il primo referente è sicuramente l'abitante, chi abita, il visitatore, la popolazione esterna, il turista è un secondo obiettivo, è un secondo destinatario da raggiungere in qualche modo, da catturare. Nei musei normalmente abbiamo spesso, è un tema o pochi temi, spesso c'è un aspetto che viene preso in evidenza, mentre se il territorio è il patrimonio stesso territoriale, è chiaro che c'è una pluralità. Infatti si dice da una parte c'è una singola disciplina, dall'altra invece c'è una pluralità di discipline e dunque di aspetti che vengono presi in esame. E poi il museo normalmente ha una sua direzione, una sua istituzione, dall'altra parte è la collettività insieme agli enti locali che hanno il controllo politico, e di indirizzo di un ecomuseo. Le finalità le abbiamo capite, cioè conoscenza, autoriconoscimento, conservazione del patrimonio, perché il patrimonio deve essere anche conservato, ma a fianco alla conservazione la valorizzazione, perché altrimenti sarebbe difficile arrivare all'idea di sviluppo locale, anche per cui l'idea che un territorio è in continua evoluzione, c'è una dinamicità, c'è una stretta correlazione tra aspetti economici, aspetti sociali, aspetti culturali, e se devi puntare a uno sviluppo perché un territorio possa vivere, le persone naturalmente si sentano parte, ci sia un benessere collettivo, ovviamente l'idea è anche quella di valorizzare e non solo di conservare naturalmente. È chiaro che un museo può essere parte naturalmente di un'offerta ecomuseale, cioè le collezioni dei musei diventano una parte dei patrimoni, ma non può racchiudersi tutto lì nell'idea appunto ecomuseale. Dicevo prima, un rischio degli ecomusei è quello che a volte la comunità viene coinvolta, ma magari un po' non in maniera continuativa. La collettività, abbiamo detto, dovrebbe avere il controllo di indirizzo politico, e a volte questa cosa può sfuggire a non essere sempre alimentata adeguatamente. Dall'altra parte il rischio invece più evidente è quello che gli ecomusei a un certo punto facciano prevalere una loro funzione quasi che fossero come un'agenzia turistica, cioè l'aspetto turistico di richiamo verso l'esterno diventa prioritario sull'aspetto invece dell'attenzione alla comunità, che dovrebbe essere invece centrale. Trovare l'equilibrio non è sempre facile, giusto? Naturalmente i visitatori anche esterni ci sono, le attività a vantaggio, ad esempio educative, a vantaggio delle scuole che vengono anche in visita nelle realtà ecomuseali ci sono e che chiaramente alimentano, anche economicamente alimentano un minimo l'attività degli ecomusei, però se poi
diventi un'agenzia di promozione turistica, allora perdi quello che è invece il significato vero, insomma, dell'ecomuseo e dunque la tua caratterizzazione. E in Regione noi abbiamo 7 ecomusei, abbiamo una legge che parte dal 2006, la legge 20 del 2006, con varie poi variazioni e modifiche, per cui adesso è in vigore sostanzialmente una che è del dicembre del 19, che è entrata poi in vigore un anno fa, più o meno nel 20, e la nostra legge regionale sottolinea, vi leggo due cose, dice: la Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli ecomusei sul proprio territorio. Inizialmente ce n'era uno, poi ce ne sono 2, e man mano dal 2006 al 2017, 15-17 forse, 15, siamo arrivati a 7 appunto, con l'ultimo ingresso. E dice: lo scopo è quello di recuperare, testimoniare e valorizzare. Vedete che i termini, che sono i termini già presenti in letteratura e nei padri fondatori un po' dell'iniziativa ecomuseale, vengono ripresi naturalmente anche dalla legge italiana in questo senso, e senza legge di tutto dice attività ovviamente a favore per la valorizzazione dell'ambiente naturale, dell'ambiente umano, le tradizioni, le attività eccetera, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio, dunque lo sviluppo locale, dicevamo prima, in una logica di sostenibilità, dice la legge, dunque già nel 2006, sostenibilità ambientale, economica e sociale, che sono le 3 dimensioni principali, io dico accanto a quella politica, accanto a quella etica, del concetto di sostenibilità. Per cui già nella legge si mette in parallelo e anzi in connessione, in dialogo, le funzioni degli ecomusei e la promozione in qualche modo delle pratiche di sostenibilità. Finalità, ovviamente la legge ripropone insomma le finalità di cui dicevo prima, che sono bisogna rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio, bisogna fare in modo che i cittadini si prendano cura e siano partecipi assieme alle istituzioni locali, che diffondano anche il patrimonio culturale, e poi si parla anche di progettare delle forme di turismo di tipo culturale, di tipo sostenibile, ovviamente già nella legge appunto istitutiva, e della distribuzione dei 7 ecomusei. Il primo appunto o in parallelo sono quello delle acque del Gemonese, e dall'altra parte di Saganis, nella parte montana, pedemontana e di alta pianura della provincia di Pordenone, e poi ce ne sono altri più piccoli, ma che man mano poi vedremo. Quali sono i criteri con cui noi possiamo identificare questi ecomusei e leggere questi ecomusei? Da una parte la scala territoriale, cioè noi abbiamo ecomusei molto piccoli, cioè limitati a un unico comune, Paolaro, i Mistirs di Paolaro e l'ecomuseo della Val di Rese, Resiano. I limiti dell'ecomuseo coincidono con i limiti comunali. Poi abbiamo degli ecomusei invece di area un po' più vasta, dai tre comuni che appartengono alla Valle del Lago appunto, almeno dei 3 comuni che noi abbiamo, dall'ecomuseo Territori del Monfalconese, qui abbiamo un numero di comuni intorno a Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, eccetera, Turiacco, via avanti, e l'ultimo che è stato istituito, c'era già una realtà che era Casa Coccel a Fagagna appunto, ma da lì poi si è sviluppata una realtà ecomuseale, e anche questa ha una serie di comuni intorno appunto alla realtà di Fagagna, e poi abbiamo addirittura una realtà ecomuseale che comprende 22 comuni, che è quello lì Saganis nella zona del Pordenonese, perché andiamo appunto da Vivaro, da Arba eccetera, e andiamo su a tutta la zona delle Dolomiti friulane, per arrivare a Cimolai, Sertocasso eccetera, 22 comuni, per cui capite che questo è un criterio da considerare, anche poi dal punto di vista organizzativo, come organizzare un'area con 22 comuni e come invece organizzare un comune solo. Spesso in un comune l'ente comunale ha anche un ruolo molto forte. Quando sono 22 tutti i comuni ne fanno parte, ma poi c'è invece una direzione, un coordinamento dell'ecomuseo, per cui capite che c'è una diversità dal punto di vista organizzativo.
c'è una diversità anche dagli assetti giuridici, in alcuni casi può essere pubblico-privato, c'è mondo dell'associazionismo e comuni, in alcuni casi c'è però il comune che poi in qualche modo delega un'associazione o crea un'associazione ad hoc, in altri casi invece c'è una pluralità di associazioni, una pluralità di comuni, in alcuni casi ci sono anche realtà private, poche volte, vero, che possono entrare a far parte come soci proprio all'interno delle realtà ecomuseali. E poi la scelta tematica, in alcuni casi un tema è molto forte, molto evidente, i mestieri, vero? È il tema forte di Paolaro, le memorie, la raccolta delle memorie a diverso livello per quanto riguarda quello del Monfalconese, ovviamente tutte le tradizioni della vita contadina a Fagagna, perché parte dal museo già esistente, insomma, delle tradizioni popolari, locali e contadine, oppure il lago è dunque un elemento geografico, un elemento appunto idrografico che diventa il collante e il motore anche tematico per il funzionamento della Valle del Lago, che però dal punto di vista istituzionale era incardinato all'interno dell'ex UTI del Gemonese, ad esempio, gli uffici di questo ecomuseo. Una carrellata così di questi ecomusei. Valle del Lago, partiamo da questo, se guardate i loro siti, loro parlano natura, cultura, storia ed emozioni, per cui la comunità significa anche una comunità che sente, che percepisce, che ha emozioni, che ha sensibilità, e tutti questi aspetti dovrebbero essere valorizzati, dovrebbero emergere nell'attività degli ecomusei stessi. L'Ecomuseo, ad esempio, della Val del Lago ha dato vita a una particolare mappa di comunità, chiamiamola così, per cui c'è il lago al centro e una serie di aspetti che i cittadini, in questi processi appunto di costruzione della mappa, hanno suggerito. Considerate che le mappe di comunità valgono più come processo che come prodotto. È il processo che conta, è il coinvolgimento. Spesso durano mesi e mesi, diverse sedute, diverse forme, livelli di coinvolgimento della popolazione, diverse forme poi di sintesi per arrivare a decidere quali siano gli elementi in cui tutti si riconoscono, naturalmente, o la gran parte dei cittadini si riconoscono. Per cui abbiamo diverse attività di questa mappatura che spesso vengono chiamate anche inventario, ci sono diverse modalità per leggere queste mappature. Val di Resia, in questo caso c'è l'ente comunale, c'è il parco, l'ente parco che è già presente ovviamente in questo contesto, e qui naturalmente c'è tutta la realtà ambientale soprattutto, ma anche culturale, anche linguistica, tutti gli aspetti che caratterizzano questa vallata, e per cui loro dicono è un museo a cielo aperto ai piedi delle Alpi Giulie, e all'interno di questo però ci sta sia le realtà museali che hanno già, per cui dicevamo ad esempio il Museo dell'Arrotino che è presente, così l'ecomuseo si è fatto proprio anche per la valorizzazione del presidio slow food legato all'aglio di Resia, e chiaramente c'è questo tipo di connessione, oltretutto in una realtà piccola che coincide con un solo comune, in cui il comune è il capofila e il parco, c'è una rete molto stretta poi con l'associazione, chiamiamola ecomuseale, perché dimenticavo prima, gli ecomusei perché vengono istituiti e poi finanziati dalla regione, devono dimostrare di aver già fatto 3 anni di attività con una serie di iniziative, cioè che c'è già un processo in corso e allora poi subentra la regione per sostenerti anche finanziariamente annualmente. E ad esempio loro hanno fatto interessanti iniziative attraverso la fotografia, attraverso i murales, proprio per trasmettere anche o per documentare questi processi di autorappresentazione, perché raccogli attraverso gli archivi fotografici anche locali delle persone, vero? Quelli che sono gli elementi per loro fondamentali da valorizzare, e poi gli artisti attraverso dei murales hanno ritrasferito alcuni di questi elementi
tipici o riconosciuti come tali dalla popolazione. I mestieri, dicevo, tutto gioca intorno ai principali mestieri, il mulinare, il menaus, lo scalpellino, il pulsitare, eccetera, soprattutto legato ad esempio al legno, e per cui tutta il trasferimento del legname dai boschi, poi attraverso i corsi d'acqua, attraverso prima scendere appunto all'Esbosco e poi attraverso i corsi d'acqua fino a valle per arrivare nel fiume principale ed essere trasferiti con le zattere giù per il tagliamento dopo, come succedeva naturalmente nei secoli passati. Tutto si gioca un po' su questa realtà, oltre e anche sulle proposte locali. L'Ecomuseo del Gemonese, che è il primo invece che è nato, che si è istituito, si chiama Delle Acque del Gemonese, cioè l'idea in questo caso è le acque, perché lì c'è un po' il materasso d'acqua che dà l'acqua potabile a tutta poi la pianura, fino ad arrivare al mare. Cioè la famosa campo di Osopo è ciò che rimane dell'antico ghiacciaio del tagliamento, per cui lì ci sono le prese d'acqua dei consorzi del CAFC, ad esempio, a Mulin del Bosso, il comune di Artegna. Per cui l'acqua è centrale, l'acqua del tagliamento, l'acqua dell'Edra, l'acqua che viene anche da lì prelevata, incanalata per garantire poi l'irrigazione in buona parte della pianura udinese attraverso Canale Ledra e gli altri canali poi secondario di derivazione. Per cui l'elemento acqua è l'elemento centrale, ma dal punto di vista anche culturale. Ad esempio tutto il lavoro che hanno fatto sui lavatoi della zona del Gemonese, in questo caso non solo Gemona, Gemona, Montenars, Artegna, Buia, Osopo, un insieme di comuni, forse dimentico Maiano. E le rospe, i mulini sono gli elementi centrali, tutto ciò che non a caso la sede dell'Ecomuseo, dell'associazione che ha dato origine all'Ecomuseo, è all'interno del mulino Cocconi di Ospedaletto di Gemona. Poi abbiamo l'Ecomuseo, rapidamente, il Cavaliere appunto della gente di collina, cioè di Fagagna e i comuni vicini. Qui, come dicevo prima, parte dal Museo della Vita Contadina. Non a caso l'associazione di Ciase Cocel, il comune di Fagagna, sono gli enti fondatori e sono anche coloro i quali in qualche modo indirizzano e controllano la realtà di questo Ecomuseo. Poi abbiamo gente in memoria tra Carso e Isonzo e qui, l'ho già detto prima, il cuore è un po', si sono dedicati molto all'archivio della memoria, a mettere in atto tutta una serie di iniziative per non disperdere la memoria che spesso è presente all'interno dei diversi archivi e patrimoni di testi scritti, di lettere, di libri, di fotografie privati anche, perché hanno fatto tutto un lavoro di raccolta appunto e di memorie costruendo questo archivio. E attraverso questo archivio sono riusciti poi anche a dare vita a uno dei progetti principali che si chiama l'Atelier Panzano, cioè ricostruire quello che era la realtà di Panzano legata alla presenza appunto dei lavoratori dei cantieri, della Fincantieri, di questa parte di Monfalcone particolare, e viene ricostruita la memoria di come un tempo vivevano i quartieri di Panzano. Poi adesso c'è anche il museo ovviamente dei cantieri eccetera, per cui c'è un rapporto poi tra quello che è l'Ecomuseo, che in questo caso nasce da questi nove comuni, ha sede a Ronchi, però nasce dal comune di Monfalcone stesso e da una fondazione che poi origina il comune stesso, da un centro di documentazione presso il comune di Monfalcone. Poi diciamo l'Ilsagani forse è particolare perché un'area molto vasta e dunque si è costituito in cellule ecomuseali. Diversamente da altre ci sono diverse cellule. Le cellule possono essere ad esempio una scuola. La scuola primaria di Vivaro è una cellula, vuol dire che gli insegnanti hanno aderito e dunque sono parte attiva dell'attività dell'Ecomuseo stesso, fanno parte dell'Ecomuseo, hanno aderito, ma sono anche promotori. E vi faccio un esempio, apro una finestra. Io ho portato gli studenti dell'università, i futuri docenti di scuola primaria e di scuola dell'infanzia, perché insegno la formazione primaria, li ho portati
a una giornata intensa laboratoriale insieme agli insegnanti e ai bambini della primaria di Vivaro. Siamo andati sul territorio, nei Magredi appunto tra il Meduno e il Cellina, di Vivaro, e i bambini stessi hanno fatto da guida. I bambini della primaria hanno guidato e hanno interagito e hanno messo in atto una serie di laboratori a vantaggio degli studenti e poi insieme anche agli studenti universitari. Hanno creato poi dei gruppi di lavoro misti, vero? In alcuni casi sono arrivati poi, per alcune attività esplicative un po' di livello più alto, hanno chiamato gli ex ragazzini, bambini insomma, della scuola primaria, che nel frattempo erano andati alla scuola secondaria di primo grado. Per cui sono riusciti a distaccare per alcune ore i ragazzi delle medie che hanno in qualche modo portato la loro esperienza all'interno di questa cellula ecomuseale. Per cui poi un museo, un mulino, una scuola sono cellule ecomuseali, ce ne sono moltissime, e dunque loro hanno una organizzazione reticolare diversamente da altri, vero? Perché queste cellule vanno a creare una rete. E a proposito, e mi sto arrivando alla conclusione, insomma, della mezz'oretta che mi ero dato, e a proposito di rete, ci sono dei tentativi per creare ovviamente delle reti anche a livello degli ecomusei nazionali. Mondi Locali è un'associazione che mette insieme una serie di ecomusei, non tutti i nostri 7 ecomusei, alcuni fanno parte anche di reti assieme agli ecomusei piemontesi, trentini, toscani, pugliesi, eccetera, che sono presenti in alcune regioni in maniera anche molto più vivace, forte, che non ad esempio nel nostro contesto, e anche partiti prima di noi, insomma, che hanno una storia un po' più lunga. Manca però una legge nazionale, c'è una proposta di legge del 2014 che è un po' ferma lì, e naturalmente che potrebbe essere molto utile, vero? Per creare e rafforzare questa rete, questa possibilità di scambio ulteriore tra tutte le realtà ecomuseali che nel contesto italiano operano. Dicevamo prima la funzione educativa, vi ho fatto questo esempio di Vivaro. È chiaro che il patrimonio territoriale, la valorizzazione del patrimonio diventa un'occasione per favorire processi di apprendimento, e non solo dei ragazzini nelle scuole, perché l'attività educativa si svolge a vantaggio degli adulti, si svolge a vantaggio di quelli che poi diventano in qualche modo a loro volta casse di risonanza per l'attività dell'ecomuseo stesso. Per cui l'attività educativa deve essere letta a 360 gradi nel caso degli ecomusei, auspicabilmente, e questa è appunto l'idea. Pensate, vi leggo solo questo breve passo che si trova poi nel sito stesso del Museo Lysaganis, quando dicono: il gomitolo è il patrimonio del nostro territorio, risorsa da usare insieme, ognuno a modo suo, tutti i cittadini, tutti gli abitanti, a seconda delle necessità, senza esaurirla. È il filo dei ricordi, è la ricchezza dei saperi e delle tradizioni che devono essere preservate per tramandarle alle generazioni future. Cioè il processo educativo è ciò che permette che questo gomitolo non si spezzi, che questo gomitolo continui a svolgere la sua attività, che la rete continui anche in avanti, proprio in una logica di sostenibilità. E per concludere, ritorniamo in maniera più decisa ai principi della sostenibilità. Dicevo prima, gli ecomusei, la sostenibilità è pluridimensionale. Spesso noi pensiamo alla sostenibilità ambientale, spesso è quella, vero, che viene maggiormente proposta e presentata, vero? Per cui se un'azienda, se un processo produttivo è verde, eccetera, è sostenibile, dunque risponde alla dimensione ambientale della sostenibilità. Ma la sostenibilità ha una valenza che è naturalmente anche sociale, anche economica, oltre che di indirizzo e dunque politica. Bene, allora, gli ecomusei, cerchiamo di vedere che cosa offrono gli ecomusei. Beh, gli ecomusei, abbiamo visto prima, sicuramente pongono attenzione ai valori dell'ambiente naturale locale. Il lago, dicevamo prima, il bosco, le montagne. Pensate che l'Ecomuseo Lysaganis ha pietra e acqua, ad esempio, giusto, come 2 dei temi principali. Per cui l'aspetto naturale, la dimensione ambientale è sicuramente presente nell'attività ecomuseale. Poi dicevamo la dimensione economica. Abbiamo detto che
scopo è quello di valorizzare anche il patrimonio locale per forme di sviluppo a vantaggio dell'intera comunità. E dunque la dimensione economica è sicuramente perseguita anche nella logica appunto degli ecomusei. E poi c'è la dimensione sociale, dicevamo prima. L'obiettivo sempre è quello di coinvolgere la comunità è al centro, i processi partecipativi sono la metodologia che maggiormente dovrebbero essere appunto attivati nelle realtà museali e conseguentemente ecco che questo significa creare relazioni, creare una società locale più coesa. E poi la dimensione politica, se la funzione di indirizzo è data, secondo la logica degli ecomusei, alle istituzioni locali e soprattutto alle comunità in sinergia tra di loro, è chiaro che allora il tentativo degli ecomusei è quello di proporre forme, potremmo dire, di democrazia allargata, giusto? O di democrazia partecipativa. Non siamo ancora ai livelli della democrazia deliberativa, ma sicuramente di partecipazione. E conseguentemente, agendo in questa direzione, loro rispondono, gli ecomusei rispondono a quelli che sono i principi fondativi del paradigma della sostenibilità. Allora, cosa dovevo fare io in questa mia relazione? Io dovevo raccontarvi di un progetto per le terre del Natisone, cioè l'idea se questo territorio poteva essere in qualche maniera recettivo, poteva avere significato sulla base di quello che ha raccontato Andrea, la creazione di un ecomuseo. Voi avete capito che un ecomuseo è un processo di crescita, di consapevolezza territoriale. E l'idea quindi di un'area che comprende le valli del Natisone, comprende Cividale e comprende i territori che stanno a valle di Cividale, quindi possiamo immaginare se vogliamo spingerci, fino alla confluenza del Natisone nel Torre, dopo dal Torre nell'Isonzo, però ci si può fermare anche prima in un contesto territoriale che non sia molto ampio, perché come ricordava il collega Andrea, alcune situazioni troppo ampie, anche se si deve dire che il museo dell'Issaganis, l'ecomuseo dell'Issaganis è quello più vasto come territorio, ma che non di fatto non... cioè pur essendo molto vasto riesce comunque a gestire un articolato numero di comuni e ci siamo posti questo problema. Perché un progetto? Quindi un progetto ecomuseale che coinvolga i comuni di Cividale, Moimacco, Butrio, Manzano, Premariacco, Toreano e le valli del Natisone, da che cosa può nascere? Nasce sicuramente dalla convinzione che questo territorio ha una grande opportunità, sia di crescita che di valorizzazione, che sono due delle parole chiave che Andrea ricordava prima, e soprattutto una opportunità di crescita e valorizzazione in un contesto innovativo, in una modalità innovativa. E perché questo territorio ha queste potenzialità? Perché ha un importante e diffuso repertorio e patrimonio di segni materiali e immateriali. Voi ricordate quello che nelle prime definizioni anche di ecomuseo, che il patrimonio non è dato solo e solamente da quelli che sono gli oggetti, da quello che è il patrimonio materiale, ma molto importante è quello che ha il patrimonio immateriale.
e questo il patrimonio materiale sta a indicare i legami che l'uomo ha col proprio ambiente, col proprio territorio e soprattutto con i luoghi. Allora, Andrea ha sempre parlato di territorio, perché la legge regionale parla di territorio, perché territorio è uno dei termini che condividiamo in un significato immediato. Io ultimamente sto facendo una riflessione su questi termini e anche la geografia sta dando molta importanza al termine luogo. Il luogo come elemento di appartenenza, quello che diceva Andrea, cioè la coscienza di appartenere a un luogo, che vuol dire coscienza di una dimensione spaziale. Appartenenza ultimamente la sostituiamo, anche in letteratura, a quello che è il termine identità. Identità assume una valenza, un connotato a volte politico, a volte è stato anche strumentalizzato e letto in una chiave che ha portato poi anche a degli esiti negativi. Perché voglio ragionare attorno al luogo e dirò qualcosa? Ma l'idea ecomuseale è anche una riflessione sull'idea di patrimonio che però non deve essere, e questo purtroppo è un limite di molti ecomusei, non deve essere una riflessione sul passato, ma deve essere una opportunità per leggere il presente e soprattutto per immaginare il futuro. Questo noi abbiamo bisogno molto nella nostra società di oggi di immaginare il futuro. Non siamo molto attrezzati per farlo e dovremo su questo ragionare e iniziare un percorso, un processo ecomuseale può aiutare moltissimo a ragionare sul futuro dei propri luoghi, semplificando, e soprattutto in termini di sviluppo che, dato che siamo poi nel contesto della sostenibilità, che sia in chiave di sostenibilità. Noi ci rivedremo, spero con maggiore fortuna, il mese di ottobre al Monastero delle Orsoline o in caso di cattivo tempo presso la SOMS, in cui entreremo più in dettaglio con una prima parte di Andrea sui 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e con una mia seconda parte che cercherà di coniugare invece un aspetto di come legare i luoghi di questa regione al tema della sostenibilità. Qui c'era una slide in cui vi ponevo alcune immagini, ma soprattutto facevo una riflessione su alcuni termini. Scrivevo non solo parole, ma anche significati a volte nascosti. L'italiano è una lingua fantastica, siamo in un luogo in cui si parla di Dante e l'italiano ha questa facilità di creare delle parole che a volte sono sinonimi, che noi utilizziamo come sinonimi, che però non sono sinonimi. E quindi l'idea di territorio, che è la parola che Andrea ha utilizzato, io potrei utilizzare, e molti degli studenti che si presentano all'esame di geografia lo fanno, ambiente, ecosistema, panorama, paesaggio. Provate voi quando utilizzate nel linguaggio comune, fate la differenza ad esempio tra panorama e paesaggio, tra territorio e ambiente. Ecosistema ha già una definizione forse più precisa e viene usata in termine più scientifico. E se il panorama per noi è un punto di vista, è una esperienza di visione che resta fondamentalmente estetica, infatti io quando uso il termine panorama do dei giudizi, bello, brutto, semplifico molto. Territorio è il risultato dell'azione dell'uomo
che modifica l'ambiente, ha modificato in tutta la sua storia l'ambiente primigenio per realizzare il suo progetto esistenziale, e quindi è giusto che in parte l'ecomuseo utilizzi il termine territorio, perché si parte da una mappatura di questo processo che in un lunghissimo arco di tempo, specialmente come in Friuli c'è stata una antica colonizzazione, ha dato il risultato del territorio. Il paesaggio, che è il termine caro ai geografi, che una volta aveva sempre una parolina vicino che si chiama paesaggio culturale, oggi per fortuna utilizziamo il termine tout court, paesaggio, è invece la stratificazione verticale. Il territorio è quello che vediamo in superficie, il paesaggio è quello che andiamo in profondità, in cui possiamo sezionare i diversi strati, però in superficie possiamo leggere i risultati di questa stratificazione storica. E sarebbe molto importante, per un'altra parolina che ha detto Andrea, quella di prendersi cura, che imparassimo a leggere quello che il paesaggio ci racconta. E poi c'è il termine luogo. Luogo, che deriva dal latino locus, locus loci, che significa luogo, località, casa, più generalmente una parte di spazio, quindi è la dimensione spaziale. Ci dicono tutti che siamo degli animali sociali, ma l'uomo fondamentalmente è anche un animale spaziale, comincia a muoversi già nel liquido amniotico nella pancia della mamma. E qual è il primo impatto che ha? È un impatto spaziale, perché esce dall'utero materno, una volta si trovava in una casa, molte volte, oggi a volte in un'assettica stanza di ospedale, però tutta la progressione di conoscenza avviene attraverso la spazialità, perché lui comincia a muoversi in una dimensione sempre più vasta, dalla sua cameretta, dentro la casa, ai dintorni della casa, per poi viaggiare nel mondo. Io ho voluto fare un riferimento e sono andato a prendermi il vecchio vocabolario Calonghi, chi ha fatto il classico se lo ricorda, e il Calonghi mette 10 diversi significati di luogo, tra cui luogo posto località, luogo di abitazione, per cui immaginate in friulano luogo si dice luc. Luc è polisemantico perché significa luogo, ma significa anche abitazione, significa anche case, significa anche località. A Torreano, ad esempio, qui vicino, la via principale si chiama Via dei Lux, che significa via dei luoghi, perché era la strada principale dove nasceva il paese. Poi vuol dire città, contrada, regione, podere, sepolcro, tomba, quindi la sacralità del luogo, terreno che si vuole conservare in battaglia, ma l'espressione che a me piace di più, il significato accanto al primo e al secondo, deriva dal greco e significa utero matrice. Quindi il luogo ha significato di essere la matrice, l'iniziatore, quello che poi nella narrativa dei luoghi, eccolo qui, si chiama genius loci, no? Cioè quello che ha iniziato il processo di territorializzazione. Se noi partiamo da questo, riprendendo solo molto brevemente quelle che sono le parole chiave che ricordava Andrea, allora un ecomuseo in un territorio che parte dai luoghi, che parte dal senso di appartenenza, quali sono le parole chiave? Patrimonio, non mi fermo, perché l'ha già spiegato, materiale e immateriale, appartenenza e senso dei luoghi, da cui nascono le famose mappe di comunità, e poi alcune parole molto importanti, la diversità, la biodiversità dei luoghi che dobbiamo contrapporre all'omologazione dei luoghi. Allora diventa importante riconoscere i nostri luoghi, avere cura, perché sono diversi dagli altri. Però con gli altri, attraverso un ecomuseo, faccio connessioni, ho rapporti, instauro relazioni. E l'ecomuseo è un insieme di relazioni, i territori sono un insieme
di relazioni che devono integrarsi tra di loro. E poi a me piace molto questo ragionamento. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di quello che è stato il patrimonio del passato che abbiamo ricevuto in eredità e che dobbiamo averne cura, quello che è il presente su cui siamo un po' schizofrenici, e lo vedremo dopo, specialmente rispetto ai luoghi, e quello che invece è la progettualità del futuro, che dobbiamo a volte imparare a leggere con una visione che ci proietta nel futuro e non attraverso solo il nostro patrimonio che ci portiamo dietro. Allora, ho fatto un piccolo giochetto, ho detto, ma se io devo mettere insieme un patrimonio, le risorse, una visione di territorio che potrebbe avere legame il Natisone, non ho voluto toccare il tema del parco perché aprirebbe un altro discorso, no? Però se noi immaginiamo questo luogo attraversato, quali suggerimenti per le famose cellule ecomuseali di cui parlava Andrea? Perché alla fine gli ecomusei sono tematici. Io non vi svelo se questa proposta è una proposta tematica, poi vi darò i compiti per casa, però alcune suggestioni, alcuni suggerimenti. A Butrio, ad esempio, c'è il Museo della Civiltà del Vino, una ricchissima collezione che identifica quel luogo con un'attività ben precisa, la viticoltura. Potrebbe essere anche il lavoro legato alla siderurgia che deriva da un'antica tradizione di fabbri presente a Butrio. E qui vediamo Butrio, vediamo i luoghi, vediamo l'organizzazione del territorio, il modello di allevare la vite che è un patrimonio materiale, gli oggetti, e un patrimonio immateriale, l'organizzazione del territorio. Se vado a Manzano c'era stato il tentativo anni fa, e qui ho l'ex assessora di Manzano, di fare il Museo della Sedia. Mi è piaciuto che il 18 settembre, tra pochi giorni, a Manzano ci sarà la valorizzazione del patrimonio industriale, materiale e immateriale. C'è un archivio della sedia e poi vedete c'è un patrimonio, c'è un'icona. Questo per dire come cambia il paesaggio e come cambiano anche i luoghi, che era un'icona che adesso non c'è più, perché è stata demolita che crollava, però che era una milestone, una pietra miliare che identificava il territorio. Ci sono il racconto della storia, ma ci sono i mulini, c'è l'abbazia di Rosazzo, se vogliamo allargare queste suggestioni ecomuseali, di cellule ecomuseali. Torreano, il paese della pietra, c'è un bellissimo libro di Gianfranco Ellero che lo chiama così. E allora vediamo che forse il lavoro, che non sono i Mistiers, che è il lavoro e come il lavoro modella il territorio, potrebbe essere un filo conduttore di un bel ecomuseo di questi territori, su cui si potrebbe ragionare, pensando al valore aggiunto che ha. E quindi la pietra, no? La pietra in tutte le sue dimensioni, che identifica in maniera molto evidente il territorio. E poi le valli del Natisone in cui ci sono alcune situazioni museali già fortemente formalizzate. Ad esempio lo SMO, che racconta attraverso una chiave multimediale quello che è l'appartenenza al paesaggio, quelle che sono in qualche maniera le valli. Recentemente, con una progettualità di un Interreg, sono stati aperte delle piccole cellule nei paesi delle valli. C'è un museo del Mataiur, in cui si ripercorre la tradizione, l'organizzazione della casa, c'è la casa contadina rurale di Drenchia, c'è il museo di Mario Ruta, che forse l'avete conosciuto. Ci sono tante piccole collezioni che potrebbero essere messe a sistema, e anche qui è un'indicazione di lavoro. E poi c'è un patrimonio immateriale. Io do alcuni spunti, è chiaro che potrebbe essere molto più complesso, però voglio darvi dei suggerimenti perché cominciate a ragionare
Che cosa metterei io? Che cos'è il mio patrimonio immateriale di questi luoghi? Cosa entrerebbe nella mia mappa di comunità? E sicuramente il PUST con i blumari di Montefosca e questa immagine del Petelinze, del gallo, il diavolo e l'angelo, eccetera, è un patrimonio assolutamente importantissimo, immateriale. Ma poi ci sono i luoghi, che è l'altra dimensione di cui abbiamo parlato, perché l'ecomuseo non è un museo ecologico, ma è un museo di comunità e dei luoghi della comunità. Allora i muretti a secco, i terrazzamenti che sono diventati patrimonio mondiale, immateriale dell'UNESCO. Allora noi conosciamo i patrimoni immateriali, Palmanova, le Dolomiti, quelli iscritti nella World Heritage List, ma quanti dei tanti patrimoni immateriali UNESCO conosciamo che potrebbero essere presenti nella nostra regione? La transumanza, ad esempio, no? L'alpinismo, ma soprattutto i muretti a secco. E qui si innesta come abbiamo cura dei muretti a secco, no? Se sono patrimonio, lasciamo che avanzi il bosco, li tuteliamo come un museo di oggetti, lo modifichiamo, e poi i luoghi, che sono alcuni luoghi che dimostrano le strategie insediative quando una comunità, nel genius loci, all'origine, nella matrice, nell'utero, decide di insediarsi. Questo è Topolò. Io non ho citato Topolò per stazioni Topolove, che è un bene anche quello immateriale, però vedete la disposizione delle case. Questa è una disposizione che io chiamo per avere di sole democratico, cioè sono esposte al solatio, e il fatto di essere disposte a terrazzi successivi permette che tutte le famiglie abbiano una porzione di sole. Quindi è una dimostrazione pratica di cosa vuol dire un approccio di democrazia nella costruzione, nella progettazione di un insediamento. O tutto il tema dei vecchi mulini, che è un altro tema comune, per cui se c'è già l'ecomuseo delle acque non potremmo proporre un ecomuseo delle acque anche qui, però del lavoro legato ai mulini e alle rogge potrebbe essere estremamente significante. E poi altri luoghi, le malghe di Mersino con tutto quello che hanno rappresentato nell'immaginario, i prati, no? Con lo sfalcio, c'è, non c'è, come immaginiamo il futuro, come coniughiamo il presente. Probabilmente se uno passa di corsa in macchina dice beh, quel luogo non ha per me nessun significato se vede solo il prato, ma se improvvisamente io quel luogo lo animo, probabilmente per tutte queste persone quel luogo ha un significato di appartenenza molto importante che assume un valore nel contesto del discorso che facciamo. Beh, su Cividale potevamo stare 4 giorni, però mi piacerebbe che ognuno di voi immaginasse qualcosa. Io ho dato alcune suggestioni anche qui di una lettura del passato, il mulino Scalbolo con il maglio a parte per battere il baccalà, lo stoccafisso, no? Erano 2 ruote, da una parte la farina, da una parte il baccalà. La Fari e Geretti, ma potrebbero essere centinaia di altri esempi. Sempre restando nel mondo del lavoro, oggi noi abbiamo la fortuna, grazie ad un lavoro di ripulitura, di vedere i resti della vecchia cartiera Gabrici, poi diventata Specogna, e questa era com'era quando era ancora in piedi. Beh, l'Italcementi o la fabbrica Friuli dei Cementi con la stazione, eccetera, e l'essiccatoio Bozzoli. 3 luoghi poi legati al mio vissuto personale, perché un ecomuseo è importante quando ognuno porta il suo vissuto personale. La cartiera perché i miei fratelli erano amici di Nuccio Specogna e prima di andare a scuola lo passavamo a prendere quando c'era l'acqua alta, avevano l'acqua alta in cucina di 1 metro.
Beh, la stazione, mio padre ha fatto il capotreno per una vita, il toboggan nell'immaginario collettivo di noi tutti ha un significato ben preciso, e l'essiccatoio Bozzoli, se qualcuno ricorda, l'ultimo anno di Dondino che è stato qui, dove si raccoglievano ancora i bozzoli, ha mandato i ragazzi del ricreatorio a raccogliere i bozzoli sulle lettiere. Però c'è tutto un significato dietro di lavoro. Vado rapidamente alla conclusione. E le risorse e i luoghi di oggi? Beh, io ho messo qui un'icona che in 30 secondi spiega la difficoltà che noi abbiamo nel leggere il presente e nel capire queste contraddizioni, no? Per cui il presente è la rotonda, la rotatoria, il paesaggio delle rotatorie. Potrei farvi vedere un centinaio di esempi. La rotatoria risponde alla modernità, alla contemporaneità, alle esigenze del traffico, alla sicurezza. Però nel mezzo delle rotatorie, pensate alle rotatorie che voi avete in mente, che cosa metto molte volte? A parte il bosco naturale di quella in uscita di Cividale, metto degli oggetti o dei micro paesaggi che ricordano il passato. Perché? Perché io ho un legame molto più facile nel leggere il passato che nel leggere il presente e il futuro. Per cui in questa mitica rotatoria tra San Giovanni e Bustrio, che cosa hanno ricostruito? Hanno voluto ricostruire il paesaggio rurale friulano, cioè l'icona del paesaggio friulano di una volta. Quindi c'è il vigneto, ci sono i gelsi, ci sono i cipressi, c'è il rosaio, viene piantato anche il grano turco. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che io nel paesaggio di oggi, che dovrei avere cura, progettualità, innovazione, inserisco un qualcosa che mi porto dentro. Questo sarebbe un discorso lunghissimo, l'età dell'oro, la cultura contadina, ma andate a chiedere ai nostri nonni o bisnonni com'era la vita in questa realtà contadina, che adesso diventa oggetto, emblema di un momento di ricordo, di memoria, ma anche di esposizione completamente fuori dal contesto. Potrebbe essere un non luogo, quello che Auger chiama non luoghi. E poi questi sono altri 3 bellissimi esempi. Questo è il Monte Guespita Purgessimo con le antenne, l'albero di via Cividale San Gottardo, l'antenna della telefonia travestita da abete, poi perché da abete almeno l'avessero trasferita non so, da carpino o da qualche altro albero, e anticipando il cambiamento climatico le palme colorate fuori dalle osterie. Allora questi sono segni del paesaggio di oggi. E allora perché io un'antenna la devo camuffare da albero? Perché? Qual è il meccanismo? Perché un'antenna deve essere brutta? Perché quell'antenna non do a 2 giovani artisti che facciano un esempio di inserimento di qualcosa, di questo patrimonio? Nostri figli probabilmente dei gelsi, di quella roba lì non sanno niente, per loro avere le antenne che permettono il campo, per avere il telefonino, sono un patrimonio fondamentale. In questi giorni voi avete visto tutti che all'inizio di Borgo San Lazzaro è stato demolito un vecchio edificio, in parte parzialmente ristrutturato negli anni 60. Io abitavo in Borgo San Lazzaro, per cui quel luogo lì diventa quei luoghi della memoria immateriale, eccetera. Io mi auguro, e qui lo dico anche di fronte a degli amministratori, poi le cose andranno come andranno, che ci fosse un bellissimo intervento di architettura contemporanea e non la falsa replicazione con la pietra piacentina e quello di un archetipo di paesaggio che non è funzionale, non è espressione della società nostra. Le mappe di comunità, gli ecomusei, sono sì in memoria del passato, ma sono consapevolezza dell'oggi e progettazione del domani. Un punto di partenza sono le mappe di comunità. A me è piaciuto molto che il Mittelfest, insieme a Radio Magica, abbia cominciato a ragionare su una mappa di comunità, non così raffinata come richiederebbe,
però è una mappa parlante. Ed è bello questo, perché è stato chiesto quali sono gli elementi che caratterizzano il nostro territorio. È un grande punto di partenza. Allora, questo è il mio compito per casa, un ecomuseo, un nome per un progetto. Io credo che la possibilità di creare un ecomuseo tra Valli del Natisone, Cividale, Butrio, Maimacco, Pribariacco, se vogliamo Corno, eccetera, sia una grandissima opportunità. Non tanto in chiave turistica, che forse non c'è bisogno, ma proprio per aumentare quella consapevolezza che permette poi di curare il territorio. E questo è fondamentale, perché noi dobbiamo avere cura del nostro territorio, che è un bene pubblico, è un bene di tutti e noi spesso ce lo dimentichiamo. La proprietà privata la difendiamo col dopli, no? E col filo spinato. Se è un bene pubblico chi se ne frega, o meno attenzione. L'attenzione nasce dal fatto che in chiave di sostenibilità quello che io così in maniera molto grezza, provocatoria ho presentato è un bene che si diceva dobbiamo trasmettere alle generazioni future, ma se è un patrimonio e i patrimoni individuali tutti noi li curiamo con molta attenzione per poi lasciarli in eredità, un patrimonio pubblico di luoghi e di cose materiali e immateriali che sono dentro i luoghi hanno un'importanza assolutamente che va al di sopra di tutto, perché è un bene comune. E quindi io vi chiedo aiuto, quando ci rivediamo a ottobre portate i vostri bigliettini per immaginare che tipo di nome, che tipo di progetto potrebbe avere un ecomuseo di Cividale, delle valli o del territorio del cividalese. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata. Buonasera a tutti. A conclusione del secondo incontro sul tema della sostenibilità organizzato dall'Università degli Studi di Udine assieme al Comune di Cividale, ringrazio i relatori, il professor Pascolini e il professor Guaran, che stasera hanno parlato sul tema degli ecomusei. Ci ritroviamo il 16 ottobre per un altro incontro che avverrà presso il monastero di Santa Maria in Valle e auguro a tutti una buona serata e grazie ancora.